questo. Buongiorno, Tonino. Grazie, buon aiuto. Buongiorno. Donna Cristina, proprio quelle che io avevo preveduto. Oh, e decide. Forza Luca, non voglio mai uscire da sempre. E trasite. Oh marito, si è mangiato i maccheroni. Qui che decide veramente? O sta così sicuro in uterno. Di solito un po', c'è questa la ricetta lo padrone fa. E quando l'animale se ne chiude lì, o mi scende marito, o già siete da voi. Se stanno scendendo per te, si ne dice chi viene quando non ci sto. Poi pazzi hanno amici, non viene nessuno. Chi proprio l'aveva visto. Disse, ma guardate, visse che tanto occhi. E io quando imbarazzata, poi dice, io veramente non ho visto che veniva nessuno. E issa mi seguitava a fissare. Ma magari caro amici, se vedo qualche cosa mi servirò, ma voi vedete in che condizione mi trovi? Avete ragione, ci posso mai dire che issa non arriva a mettere manco per il loro palazzo, che chi ne sa in corpo. Ma amoretti, nonna Concè, succedessero accese tu. Io sapevo, Vincenzo, quanto è terribile. E non dici da me, e avrei pure ragione, qualunque cosa facesse. Proprio ingratitudine. Nonna, che non ti fa magari l'atto della formicola, ti guarda un po' come pulire, e lui la nonna Maria. Ma come? Quella ti ha levato da sopra una casa da te, ti fa fare la signora, e tutti ti rispettano per tale perché lui ti presenta come la sua amica. E tu, disgraziato, lo ricambi a quel modo. C'è pazienza, è proprio una vanità. Buongiorno donna Cristina, posso entrare? Prego, accomodatevi, così da padrona. Assettatela. Io avevo la porta di casa socchiusa e ho sentito tutto. La tragedia scoppia, ve lo dico io. Ieri ho sudato come una A che fontana. ora, a che ora? Alle 7:35 precise. Proprio in quel momento avevo messo sul fuoco il tegame con la pasta e fagioli per farla scaldare. Mettere il tegame e sentire la fronte imperlata di sudore è stato un tutt'uno. Ci siamo, dissi io. Il mio primo pensiero fu quello di togliere la pasta e fagioli dal fuoco per non farla attaccare, ma non feci in tempo. Come al solito sentii due mani che mi spingevano ed io dovetti andare in direzione della spinta. E dove vi portò la spinta? Davanti alla porta di casa di Don Vincenzo e Donna Maria. Ma non... Guardate. E lì cominciò il mio sudore più forte e poi più forte ancora. La prima ad accorgersene, con la signorina assunta, la satta di bianchino. Io riuscii appena a sentire, ma che è questo odore di mandorle amare? Mandorle amare. Già, poi si fece la folla intorno a me e mentre tutti si inginocchiavano e si facevano il segno della croce, io andai in estasi e cominciai a declamare. È stata ieri sera verso le 7:30. Precisamente. E l'odore si sentiva per tutte le scale. Io non l'ho sentito. Oh, ma non è l'odore di mandorle amare. Tanto che hai ricetta a mio marito. No, lascia, ma tu la senti, sta un cipolla. Ma che cipolla, donna Concè? Quello era odore di mandorle amare. Va tu al cipolla. E la reclamazione fu negativa o positiva? Negativa. Tanto è vero che quando mi sono riavuta e mi sono tornati i sentimenti, mi hanno detto che ho fatto la stessa declamazione di quando poi scompiò l'incendio al piano di sotto. Ramifica gramigna velenosa. Allunga le tue spine in ogni cuore, fingiti profumata e rigogliosa, ma sprigiona violenta il tuo fetore. Ma non che brutta cosa. E l'indomani scoppiò l'incendio. E lo stesso giorno, il tedesco si sparò. Povero... Ma scusate, non può essere che succeda qualcosa di buono. No, non è possibile, perché quando vado in estasi e sudo per le cose buone, la declamazione è differente. E l'odore che spinge dal mio sudore è alla violetta, al ciclamino, al gelsomino, a seconda della cosa buona che deve succedere. Per esempio, vi ricordate quando mia nipote ebbe quell'attacco di appendicite e stava per morire? Come no? Povera figlia, mi ricordo. Io andai in estasi, sudai alla violetta e declamai versi sciolti. Fiori d'arancio e il grano dorato, vestitevi a festa, giubilo intorno, più verde del prato smeraldo è il vestito che indossa Anna. E l'indomani mia nipote fu salva, tant'è vero che domani andiamo in chiesa per grazia ricevita. Zia Virginia, Sì cara, dimmi. ieri ho finito di imbastire il vestito. Brava, adesso lo facciamo passare a macchina alla donna assunta.
speriamo che non succeda niente di grave. No, non vi illudete, donna Cristina mia. Piccire, il sudore di ieri sera, di che cosa odorava? Mandarle a mare. Avete sentito? Ve ne daranno una voce più tardi Don Vincenzo e Donna Amalia. Vedrete voi. Scusate. Una povera Ricetta. A me mi pare una puzza di cipolla. E dalla cipolla, donna Conce, non era cipolla, erano mandorle amare. Avete parlato sempre. Erano mandorle amare e basta. Zia Virginia, Che c'è? io ho vergogna di andare per la festa. Vergogna. Non lo devi dire neanche per scherzo. Adesso hai fatto il voto, lo devi mantenere. Ma io non mi ricordo nemmeno quello che devo Oh, dire. santo cielo, devi ripetere la mia stessa declamazione. Ti ricordo bella razina? Fiori d'arancio. Ah, sì, è vero. Fiori d'arancio. E grano dorato. E grano dorato. Vestite a festa. Adesso andiamo dalla salta, se no facciamo tardi. Permettete, donna Cristina? Facci hai fatto voi per Brava, una regina. Donna Cristina, scega basso, la sapona in una. Gli altri ci avremo più tardi. Poi che c'è? Mannaggia. Saluto una Cristina. Buongiorno. Mi ricordo che fa cagnare sui biglietti 500 lire. Poi chiamava una carrozzella che paga i prezzi. Su dove sei? Ah, poi porto 100 lire in coppa a Donna Maria, che era della una valigia. La tiene a Bascio Palazzo quando vengo a figlia. Non ti preoccupare, Cristina. Partita. Io sì, una Cristina è già partita. Oggi a Salerno mi hanno fatto i cielo roviglia. Oggi a partita. Voglio vedere se mi sbaglia. E Ricuccio non ci sta. Mio no, è che da portare una masciata a marito, ma mo' meno. La vita riesce qualche cosa, che tengo poco scemo. Quando vuoi, chi lo fa scemo a come suo. Ma se stesse accorta però, perché c'è sta qualcuno che l'ha fatto un re cervella. Ecco qua. La carrozzella sta a basso. Questo sono i 400 lire. Ma porta 100 lire alla signora Amalia. Figli da valigia. Io che fanno servizio che vicino, quando venga la figlia. Lo saluto, Anna Cristina. Ci vedremo quando torna a Salerno. Caio di stato buono. Donna Cristina, Non so sciupare zuppa, che sta? non avete capito niente. E che Stava dentro una legittima. mi sono accorto pure, parlavano poco mazzicato. Chi la vuole cogliere un flagrante? Flagrante, troppo facile. E ci si esce. Andate a mezz'ora, mi sa dopo trucci. Ma chi è? Chi poteva essere una Cristina? È Ricurso. Voglio finissero perché se no ti sappia. Ma cosa? Papà. Avanti, noi Ha già pazienza, che lei è un poco malattia. sono malati, no? Tu sei scostumata, che malattia. Va bene, va bene! Allora, va bene, va bene! Scusa, che c'è da cancella. Dammi mamma, io ci non io perché... Da sentito noi che da pazziamo. Io da 2 anni ne vado. Signore, cacci la cacci sta come là, se tu non sei arrivato un minuto, E perché? ma tu non sai, no? Ma che pazzo, tu poco ci azzeccato. No, perché dici che c'è la città, non c'è gente in sto fatti. E invece la gente non c'è stata. Sì, la gente viene. Mi fate fare una brutta vita. Sicuro, Mi raccomando, ma mi raccomando. a me perché? Non ci raccomando. Io sono malattiero, e quindi dico che io mi chiedo, pure lui che mi dovesse volere andare come un padre, e non mi Calma, sì, non ti fatto, ti va bene con mano figlio. Io direi, non ti voglio bene tu in una mano. ma voi ci volete bene, ma io sono per stilare, cioè non può vedere. Ma tu non combino una buona figlio mio. E se invece ieri si lo sai con marito. Questo è che mi dispiace la tua, a me mi chiama mamma, e io sono 2 anni. Poi non si capisce più, io dico veramente, io sono un uomo, non vuoi essere da mamma, non vuoi un cazzo. Chi stai? Non vuoi. Ti raccomando, chiamalo papà, io mi fa contento. Non vuoi. Ma che delle? E che cuccia da portata a masciare. Una portata fino a una portata niente. Ah, perché è venuto fra le rompiscenze. E che ci ha prestato il 45 di Roma mesi passati pure io. Che torni più tardi. Che
io non ti prendo a schiaffo perché sono debole, non ho la forza. Ma se non la finisci scordatami la casa, hai capito? Delinquente, debosciata, disonesta. Ma Guardate, se è possibile, mi ascoltate non vuole giocare con i pupazzetti di carta, le macchine. E se capisce, che tu dolce, la comodità, il letto lo trovi, il mangiare lo trovi. Raramente ma lo trovi. E invece di pensare di andare a cercare un lavoro per dare una mano in famiglia, si è messo a fare una bella professione, la morale delinquente. Me l'hanno detto, hai capito? Me l'hanno detto, stai zitta che me l'hanno detto. Me l'hanno detto che certo la pannaporta dice che porta lettera baciata per conto di donna mamma. Ma ci dobbiamo postare con il marito. Questa è tanta una cara persona che ci ha aiutato in tanti momenti di difficoltà. E così lo ricambiamo. Questa è la riconoscenza, eh? Ma non gli vai in bottiglia! No, stai zitta, me l'hanno detto. Allora capisci che se il marito se ne accorge, quello ti uccide, quello tiene una pistola così, vedi? Calibro 12, ammazzato, finisce il delinquente. Oh, Maronna mia, chi è stato non sbaglio? Enricuccio non ne ho detto. Meno delinquente, ma tu hai riconoscenza a mamma perché sennò io qua non ti facevo mettere radici. Ce lo cresciamo, poverino, non dirà nessuno l'orfanello. Ce lo cresciamo. E io te lo dicevo, ti ricordi che te lo dicevo? Io so come facevo a crescere a lui, io ci mettevo a crescere l'orfanello. E tu dove ci sono i bambini c'è la provvidenza, guardalo come è bellina, guardalo come è bellina, guardalo che diventano gli orfanelli bellini. Ma che parla? Ma chi ti conosce? Io mi vergogno come un lago. Eh sì, tenevo un figlio cretino come lui. Sentite, guarda, quello si meriterebbe di essere fucilato. Io stavo alla galleria, no? Trattando un affare. Con degli amici si trattava di fare un affare, no? Adesso vengono questi giorni di festa, ho detto compriamo un poco di merce fallimentare, io conosco una persona che mi agevola, ci smissiamo per la provincia, per le fiere, per i mercati e vendiamo con un poco di sovrapprezzo. Bravo, una buona idea, però ci vuole un capitale. Capitale, dai un capitale. Ognuno di noi verso una quota, ci votiamo, date a me le quote, faccio io la tassa. Non può fare una cosa disonesta, per carità. Ma poi ho pensato, io la quota mia la verso dagli ultimi. In commercio si fa, si parla di cifre, si scrive, ma non si versano mai. È venuto questo, vedi? Con Manu Carrattiera a voce alta, quando si sta per la strada si parla a bassa voce, non si grida. Non ti date a bassa voce. E non te lo capita cosa, perché mamma che non c'è sta niente che mangiare. A casa non c'è stanno manco i soldi, ma a te il clamore va più giù. Ci sta manco più la cucina a casa. Non c'è niente di peggio in commercio che della sfiducia. Quando sono andato a dire agli amici per cercare di concludere l'affare, allora amici vogliamo stringere un po' questa cosa. Allora ha detto, lasciate stare giù, allargate. Delinquente. Mi ha fatto perdere un affare di decine e decine di milioni. Decine. Che non malati. Siamo delinquenti. Finché non c'è sta niente che mangiare. Io per me non tengo fame. Nemmeno io voglio essere solitario con la fame di mia madre, così me ne trovo. Che al fuori non mangiare ci stiamo abituando a non mangiare. Io guarda sì, l'avvocato mi ha dei soldi facendo di maccherone le stolze. Un momento fammi questo altecamino, ti. E tu accatta solo l'uovo. Ma io non l'ho già accattato. Mamma ce l'ha rubato. No, non glielo faccia. È una pigliata missima. Ma che vai a parlare, stata zitta. Hai capito? Insomma, si può sapere un mistero di stuomo. Vicino alla fermata un tram, si una femmina che aveva più a terra 4-5 galline. Quando è arrivato il tram, e si aiuta, i soldi in galline a terra è rimasto su. Si vede che tanto l'avevano fatta. A occhio, la ci pigliamo la divisa in casa e correndo me ne sono tornato a casa. E non l'ha rubato gli studi. Che c'entra, che sempre l'avevo persa. Casomai l'ho recuperato e poi tu state zitta, capito? Come le hanno ricavere. Vedi chi sta ad essere i Roy Rochela perché la gallina era forastiera. Siete come imbaiate così. Oh, vai però che non c'è sta manca un figlio. Ma io non ho vinto la settimana, non mi tenzo c'è stato. La settimana passata mi ricordo che c'è sempre.
Guardi, Se manca giù quasi chiedo, lo faccio. Proprio niente. fa una Ma cosa. una cosa, tu cadillo che è frisce. Chiamo mamma, su guarda. Senti che sta facendo un zucchero. Fa una cosa, dici, va da moglie Don Lorenzo al quarto piano, quello è tanto una cara persona. E fai mettere un filo con gli stessi ti capito. E ce vai tu, che ce va ogni momento, ce va. Dicevo, mamma, non ce Ma va. chi? Ma che avevo un filo rugno? Ma mi faccia no. Dicevo, mamma, che papà, gli anni vicino un metro, ma per mani di Lorenzo. E che deve sempre ma la mamma mi ha detto. Nessuno dentro! Policino! Io scusi, una lì, che pilino! Oh, vino! Da dove sei venuto? Papà che il guariolo ti ha rubato! Hai usato lui! Hai usato Pinato! Lui! Hai usato mi lascio fitto! Vai, faccia pure torni dietro! Torni dietro! A signore veramente se mi sa a disposizione, se facilità. Ecco qua. Tanto c'è pulito. Date per lui, Date per lui. Fuori dalla stuoco, sì o no? Chi l'ha fatto cadere? E hai fatto cadere l'uomo? No, mamma, non c'è più! Meno male. Non ci sarà paura. Non ci schiattate se faccio un Ehi, mo resta di uno! Resta di uno! Resta uno, tu non puoi, a me non ce la faccio più. Non ce la faccio più a me sopportare. Chi torna chi sta, ma mi cava papà. Poi Polissave pure ragione, Polissave. E che c'è fatto? Pigliatelo poi, svatta, uccidilo, tu non vuoi, che non E come lo uccido, sì, io non tengo nemmeno la forza di respirare. Mi passagli un quarto piano. È stato un supplizio, un calvario. E poi a te da messaggio. Un lungo l'intergato, un panello bellino. A te da messaggino. Chiama mamma, chi ci faccio male? Oh, donna Maria carissima. Sì, sì, uomo del peccato. Donna Cristina, mi sono fermata e non riesco più ad andare avanti. Credo che fino a questo punto di aver fatto bene. Non vengono 4 maglie a dritto e 4 a rovescio, sempre a mancare. Sì, grazie, ho capito. E magari, O sicuramente domanda per qualche ambasciata, che lo perciò è scesa. E fai questo, lo trovi al solito posto. Sì, c'è la pure raccogliere. Mi sa che male. A dove vai? ci a fare un giudizio poi. Donna Cristina, se permettete mi va a prendere un cascetto di mal di testa. Signore, va a capire un cascetto, donna mamma, non puoi stringere da stato. Stava soffrendo, povera donna, ma... Vincenzo, vostro marito è partito? Sì, è andato a Salerno per affari, torna domani. Accipicchia, senza di lui mi sentirò terribilmente sopra. Povera donna Maria. Ma se volete potete venire giù da noi, cenate con noi. Grazie, ma io quando sono sola mi corico presto, specialmente oggi che ho dei mal di testa terribili. Anzi, se permettete mi vado a sdraiare un po' sul letto. Io cascevo male il capo che tenere. Se non vi fastidio me lo mandate sopra. Sì, è meglio cominciate a ridorietta. Come stavo a fare?
c'è niente da fare, chi nasce turno non può morire quattro. Non c'ho morto a donna Maria, non c'ho morto che scende. T'ha già visto, capito? Ti sono venuto appresso. A me? A te hai puntato in un biglietto ad un giovinotto, al solito giovinotto. No, ma non ti metti scuola, nemmeno 10 minuti fa ne abbiamo finito di parlare. Nemmeno 10 minuti fa. No, lei non gli sbagliato, mi ha giunto di sciubile, poi me la sto. Delinquente. Quella si è messa a fare la professione, chi lo vuole ruffiare, ma non per il piacere di fare. No, lo fa per professione, va. Alla mezzalina. Quanto ti ha potuto là? 15 soldi. Quanto darà? Ah, 10 10 ma figlio mio! Ma mica Vittorio, ma mica Vittorio! No, mi ci faccio in casa io non ti tratto come un figlio! in casa, nemmeno fuori casa! E poi io come padre ho il dovere di farti percorrere la via della saggezza. O tu per esempio questi 10 lire che lo fai? Ti abitui a spetterare, a scialacquare, a spendere, a spandere. E poi quando non te ne trovi più farai qualunque cosa meravigliosa. A rubarai, a ammazzarrai, la galera. Tranne la messi 10.000 ma ben proprio. Papà, che stai? Ma che c'hai più sta via? Pensato tu, figlio educato Oi. e affezionato. E intanto non ha male da 10 lire può portare un biglietto. Se volessi portare tu, no? Ma che c'ha zicca? Che cazzo, mamma? Papà, mamma, faccia aprire, ma caccia fuori. Ah, piace il sole. Quello vuoi, un bello mazzo di soldi. Ecco qua, lì, Ma che si può dire che sa maturare? Non ce la facciamo. Ma non sa mai, non dice mai, Si sa prima arrivava a maturare. no, ma sì, non mi preoccupare, mi sa la faccia giusto. Guarda, che ci stanno un bello mazzo di soldi. Bello mazzo, mi sembra che mi vicino perché anche che voglio stare vicino, sa maturare prima. Sono un manino. Sono la cevere. Ma Cadini che ci sta? Canini sta in voce. Dico cuzielle! Quando ci io scondo, non fi. I fiarielli! Ma scusa, no, ma no! Perché? Senti, cosa vuoi perché guarda chi si accettano quando è a Natale sotto il bebino, che c'è chi va, e se non è fi. Ah, delinquenti! Sparate all'obitorio, alla sala di riconoscimento, ma tante da chiamare io da quando dite non lo conosco! Così finisce la Giovanni, non posso sentire queste parole, non dice neanche queste cose. Ma vuole fare ragione, e dammici ragione, E non è per un ragione, non lo vogliono fare, non è mai che tu stringa, che ti ha fatto. Giovanni, chi le malattie? Chi è? L'avvocato Moberino. Carissimo avvocato! Ma come mai da questi dati, avvocato? Buongiorno signora, non Serva portarvi vostra. alcune carte da copiare e a pagarvi per il lavoro che avete già espletato. E mi siete incomodato di persona, avvocato, sarei passato io per il vostro studio, quando fastidio. No, nessun fastidio per carità, passavo da queste parti. Dunque io vi devo 15 lire. 15 precisamente. Bene, ve ne darò 20, perché il lavoro l'avete svolto con precisione e scrupolosità. E io vi ringrazio. E ma così? Ma 4 minuti. Avvocato, non ho capito una sola parola. Allora, signore, vi devo parlare un fatto importante. Vai a fare un poco di spesa, che io devo parlare con l'avvocato, dicevo mi deve dire una cosa importante. Qui manca Ruba. Qui manca non è qualche altra cosa. Allora, io sarò prendere a me. A proposito, sì, compra pure una mela rossa, la facciamo bollita perché mi voglio bene il decotto, voglio vedere se mi passa questa costipazione perché non riesco nemmeno a respirare. Vi trovate bene questa stazione? È umida, Ah, vedete, da su da acqua da tutte le parti, dobbiamo stare sempre tutto accappottato. veramente? Adesso non si vede perché è in bel tempo, ma quando è scirocco piovono gocce d'acqua da tutte le parti. Addirittura. Mi sembrano le cascate del Niagara. Sono 2 camere. Ah, 2 case. Sì, questa e quella dove fa adesso mia moglie. Quella però è un poco più umida. Là non si resiste proprio. Tanto è vero che dobbiamo tenere sempre un finestrone aperto per la ventilazione, se no come si fa? Ho capito bene, tenete pure il finestrone aperto. Notte e giorno, non si fa. Ma come la notte col finestrone aperto? E abbiamo provato a chiuderlo, ma si gonfiano i mobili e gli occhi. Non vi dico la mattina per aprire gli occhi perché questa sta appiccica, no? Acqua bollente, acido bolico.
Per fare la verità, qui la mattina ci vuole l'ira di Dio. Ma ti fai così, noi ci fai volare Io un mi po'. accontento, meglio che Dio. Questo era un deposito di ghiaccio. Un deposito di gas. Sì, non propriamente un deposito, era una fabbrichetta che aveva inventato qua un tedesco subito dopo la guerra. Era rimasta qua e fece tutto lui. Da solo. Da solo, tecnicamente, da operaio, ha messo a posto macchinari, meccanismo, corrente industriale. Ah, quelli tedeschi. Ma quella gente tutta d'un pezzo. Presidente! Faceva certi pezzi in questa maniera, di ghiaccio. Ah, sì? Sì, e l'aveva indovinata. Perché lui riforniva tutta la zona. Ristorante, bar, pisciamino, gelatai, anche i pisciamini all'ambulante. Si era fatta una giardinetta e lo portava lui stesso. Poi però mandò alla malora, dopo l'incendio, se lo sono affittato io. Scusate, ho capito bene. Dopo l'incendio. Sì. Ma come sa che c'è la fabbrica Ma veramente, Giorgio. Veramente l'incendio scoppiava il piano di sotto. Ci stava una fabbrichetta di fuochi artificiali. Come? Sotto una fabbrica di ghiaccio un laboratorio di fuoco artificiale. Il Manchella. Chi? O Manchella, ha uno che ha perdetto una mano in uno scoppio precedente. Ah, ci fu anche uno scoppio precedente. E chi che sotto fabbricava clandestinamente questi fuochi per le Le feste rionali. Bravo. E la fortuna fu proprio questa fabbrichetta di ghiaccio qua sopra. A volte quelle dicinanze che a Napoli, poi una dicinanza si trasforma in una Qualcosa cosa di positivo, di brava, bello. perché l'incendio scoppia improvviso, questo decammo forte, questa grande caloria, facendo di squagliò ghiaccio, si scudò il pavimento e si studò l'incendio. E beh, certo, relativamente fu una fortuna. E altro che io, se no casotta in aria tutto l'isolato. E chi lo mantiene al cassotto teneva l'ira di Dio. Polvere da spalla. Polvere da sparo, dice, si sparò. Che dici? Si sparò il tedesco. Sì, e quella è gente pratica, no? Ho perduto tutto quello che avevo, tutte le mie sostanze, tutti i miei averi, per me sempre. Se non ti dico un piccolo qua dentro, un piccoletto che lo spone. Poi, e si sparò. E si sparò. Che tragedia. E sto parlando con l'avvocato, stai zitto, non disturbare, parlare di cose serie qua. Si fa quella gente tutto un pezzo che lo dico. E così dopo la riparazione poi del pavimento me lo sono affittato io per 60.000 lire. 60 lire di questi tempi. 50, 40, veramente il mensile sarebbe stato di più, quasi 150 lire. Scusate, non avete detto di 60 lire. Come pago io tanto viene? E come pagate? Perché io do degli acconti, no? E poi la rimanenza va di riporto, faccio il riporto. E poi a fine anno. Pagate? Come? No, dico a fine anno è saltato il tempo. No, faccio il riporto all'anno presto. Vado a fare spesa. Sì, vai. Sì. Non ti scordare a cattare. Ma ci abbiamo solo rapporto, ce lo spacchiamo un po'. Quello è uno solo, capito? E non corre. Allora accomodatevi, prego. Grazie. Ti fermo, tu se cadi da là sopra ti fai male, mi fai passare un guaio. Devi stare ferma papà, devi stare ferma. Vado lungo, Vedo, cioè, vedete, io cerco di spiegarvi in breve la cosa. Ma volete un figlio? No, no, per carità avvocato, già tenga chi e a stende riusciamo a mangiare, e non tutti i giorni. Caro Don Giovanni, no, ma questo video che dico io non resterebbe in casa vostra. Questo vorrebbe soltanto poter dire Don Giovanni Ruoppo è mio padre, e poi basta. Non pretenderebbe più niente. Come si intende, avvocato? Non ho capito bene, spiegatemi. Vedete, Don Giovanni, si tratta di un giovanotto che conosco io, il quale vorrebbe sposare una signorina ricchissima, la figlia del marchese Branco, non so se l'avete mai sentito nominare. Branco! Leo! Bravo! Ed è proprio per questa differenza di ceto sociale che nasce il rito per il matrimonio. Ceto sociale. Se sul giovanotto che conosco io non tengo. È morto? No, la mamma è morta. Un padre non l'ha mai conosciuto, diciamo, è figlio naturale. Allora voi capite, il marchese si oppone a questo matrimonio. E se no gli amici, le famiglie, non gli aprirebbero più le porte del loro salotto. No, e come si fa? Gli portano i salotti chiusi, no? Oh, Don Giovanni, è una metafora. Intendo dire, non accoglierebbero mai un illegittimo tra di loro. E allora il marchese, visto che la figlia non vuole assolutamente rinunciare a questo giovane, perché è pazzamente innamorato, fu lui stesso ad avere l'idea. Fece chiamare me che sono il suo legale e mi provò di trovare un signore che fosse disposto a legittimare questo giovane.
voi darete il nome a questo giovanotto e lui vi darà 10.000 lire. No, io sono di 3.000 lire adesso e 7.000 poi ad affare concorso. Che dici? Ma ti vuoi stare fermo con queste mani che mi sembra una cornacchia? Devi stare fermo. Decido io, devo decidere io, non mi confondere, devo decidere io. Cretino! Ce l'ha con voi, papà! Sì. Devi stare zitto, decido io, non confondermi, non confondermi. Non ti voglio confondere, decido che ci sia. Mi date da campare, sicuramente mi dà un consiglio, che devo fare? Ma io vi consiglio di accettare il Bravo. pensato. Non avete nulla da temere. C'era un Quando voi avete lui sposa la signorina e voi diventerete il consuocero del marchese Bravo. Ma che soldi? Certo, pure una raccomandazione, domani proposte di fatica e riduce. Certamente. Mamma, mi sembra sì, così. Va bene, allora arrivederci. Avvocato, scusate, avvocato! Posso leggere qua, La mia mancanza. non la vuole a casa. Ho sentito. È umido, dai. Allora, lasciami la mano! Non ce l'hai! Dove state fermo? Non ce l'hai più e poi accanto tutto sopra e fitti. Allora avvocato devo firmare qualche No, Giovanni, voi dovete avere altre 7.000 lire, quello è l'impegno. Se lo potete scudare sicuramente, no, figurate, dite voi è difficile che capite. Solamente un recibo, capite? Io devo dar conto di questi soldi. Allora, dicevo dall'avvocato, lo scrivo io, dicevo dall'avvocato. Dicevo. Dicevo dall'avvocato, Vabbè, io mi tu. ecco qua. Giovanni. Papà, Giovanni hai morto. Giovanni Ruotolo. Ecco qua, vedete. A quando voi? Allora, dopo domani io parlo con quel giovanotto, andiamo dal notaio e facciamo. Va benissimo. Poi domani mattina. Allora sto tranquillo. La parola è parola, avvocato, non c'è da dire. Io ci conto, State tranquillo. Salutatemi la signora. Ah, lascialo stare, non date retta. Ma ciao mia, mamma mia. La vostra bassa, asciugare la bottiglia in luce, arrestate il capo. Venite a bottiglia in ruggia. Tipo va che accatta un arrivo, una volta, 2 volte ruggia. Ma ti da salutare. Ma già scendere già a fare la spesa di 500 lire, no? Lascia mettere la tavola per 13 ore, me la giovane bene. Buona salute, In shake, tu guarda la casa, mi raccomando. Io trinco poco, ma trinco. Ma papà, ti cazzati. Povero Giovanni, la miseria là, la veglia del cervello. Ma che stai facendo dopo? Aspettate che siamo Ma mi sta venendo. Ma che lo possiamo al prossimo lui 3 mesi? E di a Don Giovanni, sta d'accordo a casa, E dico, ma che le è successo a Don Giovanni? Che stava così all'era? No, dai. Allora che cosa fai fatto loro? No, va a morire, non lo so. Oh, ci facciamo sentire. No, se ci fai più. piano. Come fa? Mi sta facendo? Ma non c'è la città, non ci facciamo sentire nessuno. Pure il muro del neri. Mi dai se ci fa? No. Ma sta strada, è chiaro. Ma no, non ci faccio. Parla! E tu faccio vedere come ci fa? Tu prendi la sedia, piano piano con i guanti di. Prendi con i guanti di. Piano piano. Tutto bene.
vuole essere ciava lei, spacciava? No, no, quanto Oh Giovanni. Oh Giovanni, è morito di venire. Sento bello perchilla, quanta cosa che la giambara. A Daia tu chi stai da chilla, imbasciata con guarda tutta. Se lui niente, conmigo. Non posso venire a pazziare con te. Andrei a pazziare con Girardelli o mi regalo ammalata. Ma facciamo con me, io sono io il malato, il malatino. Non ci vuole con Vai a me. pazziare con Girardelli. Ma Giuliano, vedi, oggi ho pure le bottigliere, il cane morto, il piccino. E cosa fa questo cade morto? Ma io non un bambinotto. Andiamo. Non ti scusi. Andiamo. Vengo a prendere con la mano. Scusa, Giovanotto, Perché non te la tengo? a che piano ha Giovanni Orpo? Oh mio Dio, no, mi scienziato, aspetta il sistema. Giovanotto, scusa, ma che signor Mimmo Piano? Il signore si piove. E beh, allora perché non mi hai detto dove abita Giovanni Orpo? Non capisco. Magari se questo è il piove, ma un piove domani rispondo, che si agga solo l'uomo. Vabbè, ci vediamo in chiacchiere inutili. Ma mangiava Don Giovanni, ma mangiava Don Giovanni. Mi ha chiamato Don Giovanni? Sì. Quello è sceso, non ci sta. È asciutto. È asciutto, proprio. Sangue la mozza. Io ci devo dire una cosa urgente, una cosa importante, che mi ha fatto assai piacere. Piaceva assai, piaceva assai. Piacere? Tanto piacere. E come volete fare? Volete aspettare un po', il lato trica poco, vi ho detto 4 ore e mezzo e 4 ore. No, ma non posso aspettare. Io la mezz'ora devo vendere un treno, devo andare a Roma. Un treno. Ma no, pigliate il nome studente. Mannaggia, come mi dispiace, non ho trovato, come mi dispiace. Ma c'è dice, volete rimanere a masciare da me? Sì, ma voi chi siete? Ah, noi, è giusto, noi siamo due cose. Io vi vengo a noi, Che significa? siamo due figli. Un figlio. Un Figlio, figlio. figlio. Il suo faccio a me non mi risulta. Io non ho mai saputo che Don Giovanni di nessun figlio. Come, chi è il suo figlio Don Giovanni? Aspetta. Aspetta. E Vicuccio! Ok, il messione. Guardate come si è fatto grande questo bimbo! Senza mangiare niente. Io mi ricordo si è fatta così molto! E mi ricordo di te quando eri piccolo così! Dopo cacci. Sì, io non mi ricordo invece io quando facevo pulicini dopo cacci. E sono passati più di 20 anni che non vedo a Don Giovanni! Da quando non vedevi che fratello si andò in America! Come l'ate? Sì! Io è un vecchio amico, non vedevi che Don Giovanni Uomo è un notaio di famiglia. Noi prima stavano bene le posizioni. Sì. Sì, poi per tutta una serie di speculazioni sbagliate, gli è già all'emozio, non vedevi quel fratello più grande, partendo in America. E là è diventato milionario, è diventato. Milionario? Sì, adesso è morto però. Sì, ma ha lasciato tutti i suoi averi a fratello, a Don Giovanni. Ma veramente? Sì. Quelli che in America fatti i soldi alla lisciatina, i soldi. 1.500.000 lire in contanti. Testamento ografo. È stato consegnato direttamente al consolato. Si è consolato? La Puratina conosceva me come notaio e in questa occasione ha fatto il mio nome. Poi? Ma è una bella notizia che ti porto. Come no, qua mi si va a venire qua i maccheroni si mettono con la stufa. La fama parla proprio con tu stufa come stai a fame tu come ok, bravo. festeggiamo tutte le feste, Natale, Bravo. Natale, Epifania, diciamo tutto, astinenza, digiuni, sono tutti i digiuni, sai digiuni. Figurate, perché ho fatto, nei 18 mi sta una bella più vicino. Di domani, Don Giovanni, stiamo buscando così sotto, si va a legittimare un figlio che non è... No! Si va a legittimare un figlio! Ma perché? Perché lo sapete? Poi spiego, allora, perché questo è un giorno alla notte che si può sposare una signorina. E o padre va a essere puro. Che
Che tu hai detto il padre è streppone. Io oggi ti sono no, volevo dire che il padre non si stessi. Si oppone, vuol dire. Si oppone. Non si oppone, si oppone. Perché non si può, e come si fa ad entrare nelle stanze dei salotti che porti non pensare. No, e allora che faccio? No, questi dei salotti, vorrei una metafora. Allora mi sembra questa cosa sono tutto prima. Andato a legittimarsi così, 3.000 lirici da subito, da domani all'atto della film che... Ma poverino, non lo facesse! Se lui si legittima a questo tale, lui perde ogni diritto sull'eredità! L'eredità sfuma! Che vale l'eredità? Sfuma! Ma che sfuma quindi? Il testamento l'omografo, va tagliato! Se Don Giovanni tiene un figlio legittimo, tutta l'eredità passa al nipote, cioè al primogenito di Don Giovanni. Ma questa è una cosa gravissima, importante, bisogna avvertire subito a Don Giovanni. Ma ti rilassati, mi ha detto quanto ne vedi mezz'ora? No, non posso aspettare, io devo partire, devo andare a Roma, devo avere tutto il testamento, è una cosa urgente. Ma quando hai detto che vanno da questo notaio? Quando vanno domani mattina presto. No, non posso aspettare, non posso venire qua che dopo domani. E adesso come si fa? Come ci vuole? Senti, ma una cosa, Pinuccio, quando viene Don Giovanni, glielo dici che è venuto il notaio a Cibaldo Manzillo di Roma, dice questo è il mio biglietto da visita. A Cibaldo Manzillo, re di Roma. Dunque, glielo dici tu, gli dà la notizia, gli dici dell'eredità, ma soprattutto gli devi dire che non si deve legittimare a nessuno, se no lui perde ogni diritto sull'eredità. E questo no, subito senza dare né leggere né scrivere, se va a puntuoso si fa. Ma hai capito tutte le imbasciate che l'ho fatto? Oh però, non deve essere legittimato perché questo tale che perde le istanze del salotto tuffi. Bravo. Ma che spesso l'intelligente che ti però di tutti quanti. Vabbè, Venucci fa una cosa, li vede appresso a me. Vabbè, Venucci fa una cosa, li vede appresso a me. Devi dire a Don Giovanni. Vieni a Don Giovanni. Giovanni è una cosa importante. Che non si legittimasse a nessuno. Non si legittimasse a nessuno. Perché il testamento parla chiaro. Non ti muovi, parla chiaro. Se lui tiene un figlio. Per tutto cose. Perché chi non sa leggere né scrivere, si pappa tutti cose. Bravo! Ma che spesso intelligente che c'è questo bimbo! Tu non arrivo! E ti dici tu che non aspettare! Eh sì, perché sono dovuto andare nella vettura del testamento! Sì! Come passate? Ma che stai facendo? Ho fatto la giro, andare a Roma! Devo aspettare Don Giovanni! Ma ne faccio un salone! Dai, guarda tutte le imbasciate che ci ho fatto, ma specialmente a più importante! State buone, io me ne vado! E fatti all'ego, con le eredità di Don Giovanni, ci mettete anche tu! Poi tutte le tue vene, sono fornute! Ebbene, sono fornute! Ebbene, sono fornute! Ebbene, sono fornute ebbene! Vai, il pelo, a me mi piace il pelo, mi piace a me, a parlare un mollone. Ma chi è quel tizio che cosa dalla scala? Poi ci vuoi picciare quello con i capelli? Sì, ma quello è un amico di Giovanni. Ah, ho capito. Chi? Ma che ha un certo No, ho approfittato di momento, stai facendo un vecchio da baccalà. Poi è che si va facendo? Ma voglio andare sopra, forse ho la mano aperta per voi! La porta aperta per voi! Non devi fosci! No, non ci sta nessuno qua! Lo sci tutto quanto, vabbè, scisi, mi fai io mazzo i soldi! Meglio così! Evitiamo pettegolezzi, Ricuccio, adesso mi raccomando, guardami le spalle come sei, che dopo ti faccio Ma le bene. fatte là, ecco! Eh sì, già sai. Ma Dio le spalle! Sento belle spalle!
Andiamo con le luci. Diciamo ci richiamare, ma la mossa c'è un'altra gente! Io la cacciamo i carabinieri! Enrico! Enrico! Vincenzo! Per carità non fare tragedie! Non è come pensi tu! No! A te che t'ha già fatti? Amore poche lotte! Ma assassino a te! Portavo in lettera tu! Ma fai bene! Enrico, cosa fai? Che è successo? Povero ragazzo. Ma dai, che si è permesso? Ehi, la Mario sta. Ma se non può parlare, come fa a rispondere? Non era bello un putusino, ma pensi pure a lei. Sì. Guarda, sempre. Perché lo offendete? Tanto che non può rispondere. Non può rispondere, ma senta. Ma chi lo voglio usare frase? Frase, poi, che significa? Come te dice, era come una mela toccata, va? No, vedi che faccia te, la faccia già lunga. Io già ero tutto in ospedale e poi paura ha fatto ridere. La paura? Ah, perché già mi venire? Io le facevo portare pure a sta moglie era omniscienza. E fa paura quando è stata scoperta. Lei si sa linguaggio. Che faceva il portapollastre? Insomma, come te ci spiegare? Faceva il rucca, no? Cos'è il rucca? Insomma, bella ragazzi, portava lettere imbasciate per conto di Donna Ma che Maria. bello mobile era un truccio. Ma che stava facendo? A me mi ha fatto una corsa, capivo, ma mi immaginavo. Ma come ha fatto per la corsa? Ha capito subito che non ci stai venendo a fare. E noi per questo siamo venute, donna Cristina. Ma com'è successo? E Dio sa, al momento non ho parlato più. Ma voi che le cose niente, non vi preoccupate. Vedete cosa si passa? Domenica l'avete chiamato? Oh, ma stamattina è ancora a dormire. Ma non mai lo sape che è successo. E chi l'ha visto? Perché ti vuoi che te pure il sabato a casa? Ma quali guai, donna Cristina? Ormai è tutto finito. Voi non sapete niente. Che lui scornacchiate era omniscienza, sempre che sta fa. Prima arrivato in un palazzo e poi fa pace. Sì, è vero, poco fa gli ho visto al balcone che tubavano come due pizzocci. Gesù, dite ce la fate. Abbiamo detto che non sappiamo niente e che non abbiamo visto niente. Fate buono. Giornalisti si capace, ora io nasco. Auguriamoci che sia cosa da niente, permettete? Sì, io scendo, abbiamo tutto si fa. Oggi che si mangia? Di maccarone, un po' di carne e ramo. E nient'altro? Però non da bene. Uè, ma tu che te mi sei capo? Sai o no che chi di pochi soldi che mi era poco niente è rimasto? O padrone casa, o puto caro, o panettiere, l'ugliararo, o chianchino. Hai già finito tutti i
Oh, a voi altre donne non bisogna mai dare un soldo in mano, avete le mani bucate. Avevamo già spesa per me, stavamo chi? Per me cadere. E tu perché l'hai pagati, scusa? Se io non facevo questo affare, dovevano aspettare. Allora in definitiva l'affare l'hanno fatto loro, non io. Ah, passa a me mia. E che lei tu non mi saluta manca, papà. Ma che lei, ti scordate che chi non può parlare? Ma è vero, è vero. Come si sta, papà? Come ti sei? Sì, in fondo non è stato male che chi sta persa la parola. Passa a me che paga tu l'avvocato se non faccio tardi. Vuole allattare! Non lo puoi fare! Tu sei maschio, non puoi allattare! Se vuoi a un bagno a mare, non lo far uscire per la una malattia! Vuoi giocare a fare i pirati? E adesso che torna papà giochiamo ai pirati, va bene? Adesso? Oh, prego. Dottor, siete voi? Buongiorno. Sì. Il malato siete voi? Sì, lo sento, è lui. Ma siete sicuri? Dottor, quello è il ragazzo che era all'intrasante, belle pure saluta, poi non ha parlato più. Così da un momento all'altro senza sapere né come né perché ha perduto la possibilità di... L'avete purgato? No, per carità, uno mangia così poco, è pericoloso la pulga. Mangia poco. Adesso vediamo un po', Siamo povera gente siamo. Quindi che ti senti? Hai dolori alla testa? Alla testa. Cerca di spiegarti, fai capire al dottore quello che ti senti, se no come fa a visitarti e a capire quello che tiene tu? Fai, cerca di spiegarti, fai capire al dottore un pochettino quello che ti è capitato, fai. Ma che ha voluto dire? Io non ho capito niente. Io credo che sia quello un po' convinto perché quando fa voleva allattare. E poi si vuole andare a fare il bagno a fare la mamma non lo fa uscire perché si piglia la malattia con questo freddo. Vabbè. Vedete un po' dottore, una visita coscienza. Adesso vediamo un po'. Leva la gente, Levati la giacca. Levati la giacca, fai quello che ti dice il dottore che ti deve visitare bene. Levati la giacca. La visita coscienziosa, dottore. Ti ho detto togliti la giacca. Se ne toglie. E quelle che cos'è? Le giacche! Dottore, qua dobbiamo stare sempre coperti, vedete qua è umido. Sì. Togliti pure l'altra giacca, fai quello che ti levati la giacca. Il dottore deve fare una bella visita coscienziosa. Fai una cosa, togliti pure il panciotto. O i panciotti. Fai quello che ti dice il dottore. E se ho panciotto che non trovo più io. Che fine avevo fatto?
Sì. Adesso stammi bene a sentire. Respira forte e dici 33. Dici 33. 33. Ah, che succede? Hai detto, ma siamo una sola famiglia, tra di noi non ci sono sempre. Se non parli più. Già, questo è vero, è come se... Ma io 33 lo devo sentire. Allora facciamo una cosa, senti, cerca di... Guardami bene, cerca di emettere un suono qualsiasi. Sforzati. Con la bocca. L'apparato respiratorio sembra buono. Adesso vediamo un po' il cuore, La visita coscienziosa. Sì, non vi preoccupate. Come la gente si apre. Lascia. Dai fermo, Enricuccio, fai visitare al dottore che ti deve visitare bene. Stai buono, stai buono. Sì. Funziona bene. Tutto quello ha resistito tanti anni in questa casa, è forte. Sì. Adesso vediamo un po' i riflessi, Dottore, non da fare questo martelluccio, no, dottore. Ma ti vuoi stare zitto? Ma ne vuoi sapere più del dottore Montesano? Se deve visitare, fallo visitare, non ti preoccupare che il dottore sa quello che deve fare. Fallo visitare. Non vi preoccupate. Sì, signora, non vi preoccupate. Stai, metti le gambe una sull'altra. Accavalla le gambe. Adesso gira. Non devi rilassare. Bravo. Ti vuoi stare fermo? Se ti muovi, come ti visita? Se tu ti muovi, quello non capisce niente. Lasciatelo stare. Lo deve fare. Il ragazzo è molto sensibile. Adesso vediamo un po' con la pupilla. Sì, non vi preoccupate. Fai una cosa. Ascoltami bene. Alza la testa. Adesso. Sì. Devi alzare la testa. Guarda in alto. Bravo, così. Non ti muovere. Bravo. Che l'ha fatto? Fate gli esperimenti con la povera gente, gli esperimenti fate. L'esame e le reazioni sono tutte male. Adesso però dobbiamo fare un ultimo esperimento per avere un
quadro clinico completo. Facciamo, tutto facciamo. Tenetelo un poco fermo, tenetelo un poco fermo. Ma che dovete fare con questo ponteruolo? No, no, no. Acciappato. Va bene così. Insomma, oltre ad essere sensibile, pure una cosa scostuale. L'avete fatto a tradimento. Io lo devo fare. È una cosa pericolosa. Io ho capito tutto, non c'è dubbio. Si tratta di un trauma di origine nervosa. Sì, dovete sapere, i soggetti indubbiamente di natura epilettoide. Dovete sapere che gli esseri bacanti sono facilmente predisposti a queste manifestazioni di infantilismo. Il ragazzo, come vedete, è ritornato allo stato in cui si trovava quando non aveva ancora appreso l'uso della parola. Si è infantilito. Bisognerà rieducarlo, incominciando dai primi elementi. Quindi diciamo che si è infantilito è come se tenesse 6 mesi. Sì, comunque piano piano, con un po' di pazienza, 2-3 ore al giorno che dovete perdere. No, dottore, no, se la acquisti spontaneamente bene, se no chi è che può perdere tempo a pressaisse? Io la mattina esco presto per andare a guadagnare la lira. Ma solo così potete risolvere, dandogli l'imbeccare delle parole più facili, come mamma, papà, brumma, bua, ciacella. Bravo, sì. Date un po' la natura umana. Quello è come se tenesse 6 mesi, è come se fosse tornato un'altra volta in pace. Esattamente. Deve mangiare, deve essere imbeccato tutte le parole, deve mangiare tutto pappa, pappino, deve mangiare poco. No, ragione, non scherziamo, in questo stato lui deve avere una supernutrizione a base di vitamine, proteine, insomma. Ha perduto la parola, ma l'ha partita no. Quindi adesso praticamente, a meno che non si verifichi il caso che una forte emozione gli faccia ritornare l'uso della parola di colpo, così come l'ha perduta, 2-3 ore al giorno ne perdite, e può darsi che fra qualche anno il ragazzo possa riacquistare la favela. Adesso vi prescrivo un calmante per i nervi, così tanto per incominciare. Una cosa economica, tutto siamo povera gente. Non vi preoccupare, questo è uno sciroppo che non costa molto. Viene dato un cucchiaio dopo i pasti, Tutto possiamo fare prima dei pasti. La prescrizione dice dopo i pasti e dopo i pasti va dato, vabbè, vuol dire che quando mangiamo sapete. Cristina, e nei 6 mesi, 6! Non fare la bellina, bisogna ricominciare tutto da capo, bisogna impegnare tutte le parole, deve mangiare tutto pappa, pappino, dai la busta al dottore, dai. Grazie, dottore. Grazie a voi. Mi raccomando, agitate sempre la bottiglia prima dell'uso, mi raccomando. Arrivederci. Vado a farmacia, ma torno presto. Io sono tutto caito, non ti preoccupare, che cosa niente a papà. Devi fare un po' di esercitazione piano piano. Anzi, ma cominciamo subito, ti voglio fare già subito qualche lezione. Così poi ripigli un'altra volta a parlare come prima. Guardami in bocca, Mettiti seduto, stai zitto. Stai solo, non ti dai solo. Non voglio. Due colpi di pistola. Mamma! Non l'ho voluto mai vincere. Brumma. Ciccia, bella.
dove è dato un momento il bambino. Don Giovanni, che andate parlando in nanaglia, E quella l'ha detto il medico, l'ha pure cantato il medico. Ditemi in che cosa vi posso servire, posso offrire un bicchiere di vino? No, grazie Don Giovanni, servizio non bevo mai. Meno male, perché mi pare che l'avevo per lui. Don Giovanni, io dovrei interrogare un momento questo ragazzo. Hai interrogato, mi rispondo io. No, Don Giovanni, deve rispondere lui. Mi deve raccontare cosa ha visto e cosa ha sentito ieri. Quando in tuo palazzo è successa la appiccica della marita e lui. Ah, voi parlate dell'appiccica da Rotamani e Dondigetta, ma là è tutto finito. Sì, per carità, ormai i coniugi si sono appacificati. Lo so, ma il maresciallo vuole sapere se veramente è stato sparato un colpo di revolver. Io non lo so perché non c'è sembra. Ma buongiorno. No, lo domandavo a mia moglie, penso che su Donna Cristina, chi è che nel palazzo ha sparato un colpo di revolver? Hanno sparato un colpo di revolver. Io non faccio niente. Ma senti, tu non puoi parlare! Don Giovanni, lui era presente, lasciatelo parlare! Se ti vuoi spiegare, spiega, fatti capire! Ma cosa ha voluto dire? Io non ho capito niente! Oh, carissima donna Mara! Scusate, le do chiarire. No, prego, accomodate, voi potete entrare, anzi qua ci sta il brigadiere che vuole sapere chi ha sparato ieri nel bar. Nessuno! E chi doveva sparare? Dio! Ma che gente cattiva! Che malelingue! Devono per forza insinuare zizzania. Brigadiere, ma non è successo niente. È stato un semplice litigio fra voi e marito, ma adesso è tutto finito. Ho capito tutto, donna Mara. Diciamo che avete litigato con vostro marito per tutti i motivi. Ma adesso è tutto finito. Sì, è tutto finito. E allora tutto è bene quel che finisce bene. Ai vostri ordini, donna Mara. Don Giovanni, scusate il disturbo. Ma per carità, preghiere buonissime, difendeteci, proteggeteci, voi lo sapete quanto vi stimiamo. Io volevo parlare, dal momento che è presente anche Don Giovanni, è bene che sappia anche lui. Io e il mio Vincenzo, come sapete, abbiamo fatto la pace. Egli però è talmente ombroso, talmente sospettoso, che è capace di ritornare e chiedere se vostro figlio qualche volta abbia portato qualche lettera. Perché sapete, non che io gli abbia dato mai motivo, però è rimasto un poco amareggiato da tutte le chiacchiere che si sono fatte sul mio conto. È rimasto un po' amareggiato. Ma io di voi sono sicura, nel Riguccio dovesse parlare. Posso dire e parlassi. Donna Cristina! No, io volevo dicere fosse Dio e ci tornasse a parola. Donna Mara, che lo vogliono siamo te. Il trauma nervoso, il fondo epilettoide, è un'altra cosa che non mi ricordo pure. E ha perduto l'uso della parola, si è infantilito, tiene 6 mesi. No, cielo, che disgrazia! Poi la devo denunciare. Poverino, che disgrazia! Quella è stata una fortuna. Ma una cosa, non piangere, dice tu guardate la donna male che è andata vita qua. Fai proprio pure. Ah, ci sta un buon da solo. C'ero qua. Donna Male, scusatemi, Riguccio. Donna Male, scusate, non te l'abbiate a male. Ma mi dovete fare il piacere, voi il ragazzo non lo dovete più comandare per portare biglietti, mettere bigliettini impasciati. No, ormai è tutto finito. Ma potrebbe ricominciare con un'altra e la cosa non mi manca.
perché il ragazzo non sta bene, è scemo, può compromettere e io non voglio passare un momento. Ah no, per il momento non ci pensiamo, Fabio, Giovanni. Ma se ce ne dovesse essere, rivolgetevi ad una persona basata, che sa come si deve regolare, che si sa di sbrigare, voi devi dare un marito che è così geloso, certo vi costerà un po' di tempo, però ne vale la No, state tranquillo, non succederà più. Ma se dovesse succedere, venite da me che vi dico. Va bene, arrivederci, don Giovanni, salutatevela voi, donna Cristina. Vi servirò. Cristina, vieni. Io sono una macchina. Che non ha da guida più. Stai tranquillo, che non guiderà più. Va bene. Poi me la vago perché ha già a copiarsi. Non ci fa, stavate per uscire? Sì, ma non vi preoccupate, accomodatevi, io vi aspettavo per domani. Sì, lo so, avete ragione, ma è stato gioco forse anticipato. Il notaio parte domani, per cui l'altro lo dobbiamo firmare oggi. Eccomi qua, io sono a disposizione. Barone, permettete che vi presento Don Giovanni Roppolo, vostro padre, Sandrino di Torre Padula, vostro padre. Piacere, signor Barone. Avvocato, e questo sarebbe quel tale quello che vi riconosce come figlio. Avvocato, potevate trovare qualcosa di meglio? Come faccio io a presentare un padre simile? Che Barone, scusate, non si presenta mica poi tanto male. Allora, Immaginatevi un po', fatevi il babbo. Avvocato, mi avevate parlato di una persona distinta. Avete detto quello ha la figura di un professionista, pare tanto una persona per bene. Ma Roma che ci vuoi trovare per 10.000 lire? La cifra è irrisoria. Poi ho tentato con persone più pulite. Ma qua solo un povero disgraziato potevo trovare, un reprobo, un rifiuto sociale. Guarda, Gio. D'altra parte la colpa è stata mia. La colpa? Eh sì, avvocato, perché prima di cacciare quelle 3.000 lire, io l'articolo qua, il soggetto, me lo dovevo guardare. Avete fatto meglio allora così a non guardare. No, state tranquillo che se vi vedevo prima, ringraziavo voi e l'avvocato. Barone, parliamoci chiaramente. Io meglio di come vi ho servito non vi potevo servire. E come vi ripeto, qua io ho tentato con persone più pulite, ma a caso non volte di fame potevo trovare, uno come lui, un povero disgraziato, uno con l'acqua alla gola, uno disposto a rischiare la galera. Barone, se si scoprisse una cosa di questo, ci stanno 5 anni di galera, Barone, 5, falso in atto pubblico a canzo scala. Avvocato, ma voi questo non me l'avevate detto? E che lo diceva a fare? No, come che lo diceva a fare? La cifra sarebbe stata diversa. Ma perché? Voi non correte alcun rischio. Chi potrebbe denunciarlo? Lui, ma non ha alcun interesse. Voi nemmeno, e quindi la cosa resterà segreta. E non se si viene a sapere. Ma come? In che modo? No, avvocato, non se ne fa più niente. Sì, avvocato, svincoliamoci, possiamo trovare di meglio. E vabbè, allora se le cose stanno così, restituitemi l'anticipo e sia come non dico. Certo, il rischio è grave. E ma ormai non è più il caso di parlare. Ecco appunto, non è proprio il caso di parlare. Ridatemi le 3.000 lire. Ecco, fate conto così voi delle partite ve l'avessi già date. Come sarebbe? Me ne date altri 10 e l'affare è fatto, vuol dire che rischio la carriera, non fa niente. Sicché voi vorreste 13.000 lire in toto. In toto. In tutto, In complessivamente. totale, volevo dire. Ma no, ma pare che 5.000 lire, 3.000 lire per 5 anni di galera non è questa cifra esorbitante. Eccomi se, ma 1.000 lire all'anno. Non perdiamo tempo. O 10.000 lire o l'affare va a buono. Vabbè, allora datemi le altre 7.000 lire e ne parliamo più. No, dopo. Quando andiamo dal notaio, dovete firmare prima questa dichiarazione. Vedete, poi dopo avete il pattuccio, leggete. Lo sento firmato. Avvocato! Ma che fai? Ma tu che fai? Minaccia l'avvocato con le forbici! Ma ti rendi conto che se quello ti denuncia noi andiamo a finire in galera? Ma che gente va a raccontare al giudice che tu tieni 6 mesi? E quelli ci credono! Devi stare bravo perché se no la fatti dal letto sul culo. Non ti preoccupare, papà non firma niente, papà non va da letto, però tu stai tranquillo, stai calmo babbo, stai calmo. Non ti preoccupare, papà non firma niente, nessuna carta. Notaio, avvocato. Uscite, tranquillo. State tranquilli, quello è come un cane, quello è come... Mi sembra una ferma feroce. No, quello mi sta
dimostrando un affetto che io non sapevo che avesse nei miei confronti. Però mi ha saputo che io mi voglio adottare un figlio. E si ingelosì. Calma da papà. Papà non parla a nessun notaio. Papà non parla a nessun notaio. Adesso con l'avvocato ci andiamo a prendere una tazza di caffè. Va bene? E se fai il bravo, papà ti porta un pasticciato. Perché io non ti metto un vogliamo andarci a pigliare questo caffè? No, però fa che piacere, andiamo. Mi raccomando, stai calmo. Uscite. Papà torna subito, stai tranquillo. Tu stai loca. Non dramma, Caleo. Non dramma. Calma, scendevo pure. Tu durante quel piccolo incidente che c'è stato ieri sei l'unico testimone. Ma hanno detto che i carabinieri vanno cercando di sapere chi ha sparato. Tu hai visto parlare? Al ricordo di casi parla. Hai visto rivoltare? Che se deve sei parla? Io leva a capo e te metto a capo. Ma noi mi sanno in do quartiere. Io non mi faccio passare lo scoponato. Se tu parli, quando è certo Dio, io ti spurto come una scuola maccarone, capito? E ricordate pure che io moglie me l'ha perdonato, perché quella era una buona femmina. E se tu non la portavi per lettere, che la mi rispettava. Carogna! Aveva ragione il dottore, è bastata una sola lezione ed è tornato a lavoro. E grazie a papà. Grazie papà. Ma senti, facciamo una cosa, no? Dobbiamo festeggiare. Tu vai a chiamare in coppa a Donna Maria, a Don Vicino, invece della pace, tu ci dici che ci sarà. Non ci voglio che poi ci metti, come ci sei un coso con il chi è rimasta ancora impressionante. Fa una cosa, vai tu in coppa a Donna Maria e tu ci una fascia su un getto a guardaporta e glielo dici che devono venire. Cristina, datemi a messa, venite no, è accomodato che c'è stata una piccola festicciolo, tra sì. E io Donna Maria chiama chiamala già. Accomodate, Don Vincenzo, scendete a mangiare due pastarelle e un bicchierino di vermouth. Niente, la portate Giovanna. Portate messaggio. Va bene, adesso scendiamo. Perché fai queste cassate? I bicchierini, Donna Cucce, sentite coppa, venite a mangiare una pastarella e un bicchierino di vermouth. Grazie Giovanni, grazie. Vincenzo vi saluta, ma non può venire, ha un terribile mal di testa. Quello si concentra tutto qua, si concentra. Mangiate amici, mangiate. No, ma vedete, tornate a ripare la parola. Anche questo, ma voglio festeggiare un piccolo colpo di fortuna che mi è capitato. Giovanni, avete vinto all'otto? No, per carità, signora mia, per vincere all'otto bisogna giocare, e per giocare ci vogliono i soldi, a me chi mi dà? Vedete amici, la vita di un uomo certe volte è come un giorno di tempesta, lampa, trona, acqua torrenziale, poi improvvisamente da un momento all'altro, quando uno meno se l'aspetta, si aprono le nuvole ed esce un raggio di sole. E questo raggio di sole è uscito pure per me. Che è passato il mal di testa? Accomodate, è passato. Accomodate. Grazie, don Giovanni. Cristina, c'è stato questi soldi.
puntano pure, fino a essere 7.000 lire, fino a 2.000. Ragione, avete fatto un buon affare. Un piccolo affare, come si dice, un po' rischioso, ma chi lo risica, non lo risica. Però diciamo che io ho avuto la soddisfazione che il notaio mi ha detto avete fatto una buona azione e quando lo dice il notaio tanto basta. Si femmini di rocci. Quindi come vi stavo dicendo, il notaio dove siamo andati poco fa. Fatti comunicare. Appunto, come dicevo, il notaio. notaio. Hai fatto bene a non firmare quella carta. No, perché è quella carta che abbiamo stracciato quando è venuto prima. Perché tuo fratello è morto in America capito? E ti è rimasto 1,5 milioni. Però se firmato quella carta, andiamo tutto al suo figlio in giro. Firmavo quella carta. Ma che buono l'eredità passava. Oh, tu sei un po', non mi ricordo. Capito? Bravo! Mamma, che buono. Mamma, che buono. Mamma, mi mangi stamattina. Scende per te lo sapevo, si chiude a scegliere. Sì, io la giuro prima, la scelta, poi mi faccio un po' che mi sento fuori. La scelta si chiude la faccia, sempre studio. E poi ci mandano in noi. Ma tu, con tutte le scarpe? No, i scarpe se la ruota e me la mandano tutte e due a pensare. E guarda, questa è la testa e questa è Basta, che è tardi, che hai già a fare spesso. No, ma non posso, no, io dico mai detto, non entrare qua dentro in questa stanza perché dimentico la colonnetta presso. Io mi parlo bene, spatisci, dice va bene tutto quanto le parole intere, ha detto proprio non venire qua perché ti tocco la colonnetta presso. Eppure a me me la ripeto. Poi? Ieri all'intrasalto, mentre pareva che non parlavi più, mi sa con mano pazzo. E voleva fargli paziente cavallo. Ha detto che ci fatto male a te crescere. Hai fatto male a me crescere, però hai visto come va bene, mamma? E passare una sola mia lezione, bomba, a Cecella, a Vapparelle, Ma tu circa in uno fanguità per le masse. Le mamme. Giovanni ci sta. Sì, sta accomodando, ma prego. Grazie. Gli dite che è arrivato il notaio a Cibaldo Manzillo. Mamma, che sono parlati a Cibaldo Manzillo, di Roma? E andiamo a fare. Quello mo viene, per me qui. Prego. Quello mo viene, perché parli un po'. Scomodare. Mamma, non passare, non suonare un lunetto. Mamma, qua fuori ci sta il notaio, il Manzillo, di Roma, quello che è venuto aspettando. Uscite presto, ci sta venendo. Mi sono detto che non doveva filmare, perché se non gli dà spumo, Non ti avesse filmato, sarebbe stato un bel guaio, sarebbe stato. Don Giovanni carissimo, come state? Ma state bene? Don Giovanni, cade tutte cose. C'è anche il testamento autografo, di cui darò lettura oggi stesso davanti a 4 testimoni. Siccome siete voi adesso vi do un piccolo straccio. Vediamo. Ecco, lascio le reti universali tutti i miei aventi. Mio fratello Giovanni Uoppolo, se è senza figli. In caso che mio fratello Giovanni Uoppolo avesse dei figli, tutta l'eredità passa al primogenito, lasciando a questi piena libertà di disporre come crede, anche nei confronti del padre Giovanni Uoppolo. Che avete un figlio è lui che eredita. Già, ma siccome voi figlio non ne avete, questa disposizione rimane lettera morta, rimane.
Adesso vi dico proprio l'elenco dei beni. Eccolo qua. Contanti 1,5 milioni, una villa a Capri composta da 18 vani, 10 vertiche di terreno, 8 è frutteto, del valore di 800.000 lire, più qua ci stanno pure le chiavi, alcuni valori depositati in una cassetta di sicurezza, che sono elencati qui. 2 collane di perle di Maiorca, 4 anelli con rubini e diamanti, una croce di smeraldi e 100 monete d'oro dell'epoca Luigi Filippo, più alcuni crediti che ammontano a circa 150.000 lire complessivamente. Che l'eredità non è di 1,5 milioni. 1,5 milioni in contanti, ma qua oggi è cuoce, superiamo i 3 milioni, superiamo. Mi sentite bene? Il colpo è stato forte, Allora, Don Giovanni, certo vostro fratello è un grand'uomo e mi vuole tutto il vostro impianto. Allora, Don Giovanni, questo testamento quando lo vogliamo leggere? Dunque, se voi entro le 4 mi fate avere un certificato di stato civile attestante che non avete figli, lo possiamo fare anche oggi. E se no lo rimandiamo a domani, lo rimandiamo. Rimandiamo. Allora venite domani alle 4 nel mio studio a Chiaravone, leggiamo il testamento e mi firmate un atto di accettazione. Ah, bisogna firmare un atto? E certo, un atto in cui attestate che volete l'eredità. No, ma io non lo voglio. Come la vuoi? Don Giovanni, scherziamo. Qua non ci sta neanche un centesimo di debito. Lo so, ma io non l'accetto questa. Mi state vendendo in giro, state vendendo. Guardate che la fortuna bussa solo una volta. Se voi non accettate, tutte le eredità passa allo Stato, va. Meglio allo Stato che a lui. A lui chi? Al barone. A qua barone? Mio figlio. Tenete un figlio? Di 2 giorni. 2 giorni? Io devo firmare, capi quella carta perché suo fratello è morto non c'è ma capite fatto? Vi siete riconosciuto quel tavolo e 10.000 lire? Ma come gli avevo tanto raccomandato ai Miguccio? Ma non mi ha detto niente, non mi ha detto. Me l'ha detto, ma dopo. No, Gli è venuto un trauma, si è infantilito. voleva parlare, aveva perso la lingua, allora che ho fatto io, ce l'ho detto, gli volevo far capire quando è posto il colpo. Guardate che tragedia adesso! Scusate, Don Giova, ma chi è questo tale che voi incautamente avete riconosciuto? Incautamente. Lo dà quando ci sta il bisogno, la necessità. Comunque è un nobile, un barone. Ah, è un signore, è un nobile, è ricco. Ricchissimo. Se vedete che sigarette fuma le sigarette con l'oro attorno. Poi tiene pure un bastone come il vostro, però qua ci sono tutte fascette dorate. Poi la mamma era una baronessa. E poi quando siamo scesi dalla notaia che mi ha pagato, no? Ha tirato fuori un portafoglio con le cifre dorate e ha pagato senza dire una parola. Va bene, allora la cosa non è così grave. E se voi, come dite, questo signore è facoltoso, sicuramente un gentiluomo non potrà che riconoscere che a onda delle apparenze la sostanza aspetta a voi. Se fosse stato vostro figlio... No, non vorrei. Questo lo so, non vi preoccupate, ma gli spiego io la cosa. Gli faccio firmare una dichiarazione in cui rinuncia all'eredità, anche se legalmente gli spetterebbe. Ma volevo sapere una cosa, se lui firma questa carta, no? Io vengo subito in possesso... L'eredità è vostra. Per esempio, se lui firma oggi, io domani entro in possesso del 1,5 milioni. Naturale. Ma non firmare nessuna carta, tuo fratello è morto. Stai zitto, sto parlando con una cosa importante. Dunque, volevo chiedervi una cosa, ma la villa a Capri però me la voglio vendere. No, e perché? Ma se vai in un posto dove più tempo passi più acquistano. No, me la voglio vendere, mi voglio comprare un bel palazzo al Vomero di 5 piani. Io mi piglio l'ultimo piano, l'attico. E poi l'altra quartiere me la affitto e a coppa un controllo tutti i fatti miei. Poi il liquido me lo mangio. Che abbiamo mangiato? 1,5 milioni mangiato. Poi fammi arretrato. Il liquido ce l'ho succhiato per la Volevo chiedervi una cosa, gli anelli sono tutti da notte. Presumo, sì. Perché me ne voglio far trasformare uno da uno per mettermelo al dito per ricordo di mio fratello. Bravo, si riconosce. Poi la croce la faccio portare a mia moglie, povera donna. Vabbè, Giovanni, dite una cosa, ma dove
dove abita questo giovane? Dove abita? Io non lo so dove abita, ma se passiamo un attimino dall'avvocato, ci facciamo dire l'indirizzo e ci arriviamo, che dite? Su, immediatamente. I corsi, non è, i corsi. Nicuccio, io scendo un minuto al notaio, glielo dice a mamma che io subito torno, capito? Lascia stare un signore che doveva trovare. Carissimo barone, signor notaio, ecco qua, vi presento il barone, mio figlio. Molto lieto, molto lieto. Sentite, buon uomo, dovrei parlarvi da solo a solo. Allora mi dico. No, prego, per carità, fermatevi. Il notaio può sentire, noi siamo di famiglia, insomma. Come volete, del resto quel che ho da dirvi è semplice. Si tratta del mio matrimonio che avverrà alle 10 di dopodomani. La zia della mia fidanzata ha affacciato la pretesa di voler conoscere il padre dello sposo, cioè voi. Figuratevi con quanta gioia ho dovuto acconsentire. Capirete, la dote gliela fa lei. Dunque occorre che voi presenziate al mio matrimonio. Figlio mio, non c'è stato nessuno problema, anzi se volete viene pure il notaio. Ma vengo pure io. Ci mancherebbe altro, è sufficiente che veniate voi. Dunque poche raccomandazioni. Abito nero, rasatevi, pulitevi un poco, fatevi tagliare i capelli e durante la cerimonia vi permetto di darvi del tutto. Signor Barone, vedi, per quanto riguarda il tutto lo posso dare anche subito, come pure mi faccio a barba, mi faccio pure una bella lavata, mi faccio tagliare i capelli, però riguardo al vestito ti devi accontentare perché devi solo chissà. Questo l'avevo immaginato. Passate a nome mio dalla sartoria Mazzetti dove fittano abiti da cerimonia e fatevi dare un fra. Bello, Massimiliano, Mazzetti, mi faccio fare un bello facco con le mani. Allora passo dalla sartoria Mazzetti, vi faccio dare un fra che glielo dico che per il tuo matrimonio. Sentite, buon uomo, vi ho pregato che il tutto me lo dovete dare soltanto durante la cerimonia. Mi dovete scusare, ma lo facevo così per abituarmi un po', ecco. Allora siamo intesi qui e mi raccomando alla puntualità. Non transigo sulla puntualità. Signori, buongiorno. Aspetta, Barone, aspetta un momento. No, il notaio vi deve dire una parolina. Sì, dunque, adesso vi dico subito in breve. Dunque, secondo lo stato civile, voi sareste il figlio del qui presente Giovanni Vuopolo, ma nella realtà voi non lo siete. Ma a cosa volete approdare? Sì, e adesso dico, dunque, il fratello di Don Giovanni, Don Federico, che da 20 anni non dava più sue notizie, morendo, gli ha lasciato qualche cosa. Ma io non capisco. Sì, ma c'è una piccola clausola. Aspetta, ma notaio, lo spiego io. Senti, Barone, se tu mi dovessi firmare una clausola con la quale tu rinunci all'eredità che mio fratello ti ha lasciato. Ecco. Come? Vostro fratello mi ha lasciato un'eredità. Ma chi lo conosce? Appunto. Lui non ti conosce, tu non lo conosci, quindi non c'è nessuna ragione per la quale lui ti lasci questa eredità. È troppo giusto. Io continuo a non capire. Adesso lo spiego io. Dunque, nel testamento è detto che qualora Giovanni Vuopolo avesse un figlio, l'eredità spetterebbe a lui. Mi appello a voi, signor Barone. Voi che siete un galantuomo, e che certamente non volete approfittare di questo povero disgraziato, questo povero uomo colpito da tutte le sventure della vita, costretto a vivere la più completa indigenza, e che mo finalmente vorrebbe vedere un po' di bene. Per l'amore di Dio me ne guarderei bene. Cosa volete che possa interessarmi di un'eredità di 4 stracci? Nota, ditemi cosa devo firmare, sono a vostra disposizione. Bene, benissimo, allora l'atto lo possiamo forstilare anche adesso. Questo è l'atto Non c'è niente da fare, signore, è un galantuomo, va bene, una baronessa, è tanto basta, te l'avevo detto io. Dunque, in questo giorno sono comparsi davanti a me. Signor Barone, volete vedere se va bene così? Per curiosità, non per altro, ma quanto ammonterebbe questa eredità? 1,5 milioni, e gli accari, 8 puttini, il colletto, i soldi. Come? I soldi lui? Sì, 1,5 milioni, una villa a capi e dei gioielli da valutare. Ho capito tutto. Signor notaio, voi siete l'esecutore testamentario, non è vero? Quindi il vostro dovere è quello di espletare le pratiche legali a che la volontà del defunto sia rispettata. Non ho altro da aggiungere, signori, buona giornata. Dimenticavo, al matrimonio potete fare anche a meno di intervenire, perché quasi certamente non mi sposi più. Papà, salutate mamma! Vado, saluto verso! Scusate, notaio, spiegate una cosa.
Non ho capito, un barone, questa carta la firma o non la firma? Non Giovanni, ma non avete capito, quella balla così chiara a ballare. Disponete a che a montare il defunto sia rispettato. Questo significa che voi prendete un soldo e che l'eredità. Spuma, l'eredità, È una carogna, io l'avevo capito dal primo momento. Siete state voi che avete detto quello è un signore, un galantuomo, non se ne approfitta. La carogna. Ma uno che si compra un padre per 10.000 lire e non vuole cacciare nemmeno una lira in più. Ma ha vinto la lotteria, ma io l'ha già la forza mano, l'ha già la plena mano, l'ha già la. Giovanni, l'unico consiglio che vi posso dare è questo. Cerchiamo di prenderlo con le buone, sempre qualcosa ne può uscire. Sapete, se noi ci mettiamo di punta è peggio, la legge è dalla sua parte. Rassegnatevi, calmatevi. Certo, la vostra posizione tanto non cambia, voi niente ve ne fate prima e niente tenete adesso. Fate finta come se il vostro fratello fosse morto povero, che ci volete fare? Era destino che moriva all'Mosina. Avete ragione, devo risparare, mamma. È inutile, a cagna di morte, sono lacrime perse. Bravo, così si parla da uomini. Non vi preoccupate, noi ci parliamo e vedrete che qualche biglietto da 1000 finiva per d'albero. Sì, se pigliavi più, e a me mi sa cacchio biglietto da 1000. Vabbè, allora si va per dire. Fate una cosa, venite domani nel mio studio, ci sarà anche lui, leggiamo il testamento e poi vediamo. Domani, se ci sarò, verrò. Come se ci sarete, scusate? No, dai, i casi della vita sono tanti, se ci sono, vengo. Vabbè, se non ci siete vuol dire che andremo avanti senza di voi. D'altronde la vostra presenza ormai è inutile. Sarebbe bene, don Giovanni. E mi raccomando, fatevi coraggio, No, io mi sono rassegnato, però scusatemi, volevo chiedervi un piacere, credo che non me lo negherete. Ma dite. Dovreste farmi il piacere di concedermi 15 minuti del vostro prezioso tempo. 15 minuti? Accomodatevi là dentro e poi vi faccio chiamare. La vostra presenza sarà di aiuto per me e di conforto per chi resta. Veramente non ho capito ancora, già. Accomodatevi là dentro, più tardi capirete. Vabbè, un 4 d'ora, non dovate, non ti faccio niente, lo so che non li fanno apposta. Fa una cosa, vammi a chiamare i carabinieri, va. I carabinieri alla caserma, vai là e dici che fai venire. Va, fa una cosa. Cristina! Cristina! Questo è il momento che devo parlare. Cristina, chi è te che 5 anni non c'ha mai detto? A 5 anni, perché? Va che carcerato. Madonna mia, che combinato! Falso in atto pubblico, 5 anni di reclusione. 5 anni? Ma tu sono asciutto pazzo! Pazzo, io non sono stato mai così lucido come mamma. Un barone se credeva che aveva trovato un pacchiocchio, tu faccio vedere io un pacchiocchio. Tu invochi la legge e la invoco pure io. Io mi denuncio, mi vado a fare 5 anni di galera per falso in atto pubblico, per riconoscimento di un figlio che non è mio. Si annulla il riconoscimento, io eredito e esso rimane senza padre e senza manco di soldi. Ma che fai? Tu piangi? Tu invece stai a lei, piangi? Ma tu capisci che significa? Sì, diventiamo milionari, mangiamo tutti i giorni, ci pensa? Non volemi più che la faccia i pestano padrone di casa, senza più debito, e tu piangi? Ma sono 5 anni, Giovanni! Ma 5 anni passano a presto, e all'età nostra gli anni, tu lo sai, volano, e poi quando esci a galera, esco da milionario, non da pezzetto, ci vendiamo la villa a casa, ci accattiamo un bello palazzo un po' bombe, di 5 piani, qui ci figliamo all'attimo, gli altri quartieri ce l'affidiamo, un cuoco, l'autista, Giovanni, non 5 anni senza te. Non ti preoccupare, 5 anni passa, non ti preoccupare, devi stare tranquillo, stai tranquillo. Papà, la caserma c'è una volta di Carissimo brigadiere, mi fa piacere che siete venuti qui, si va a tenere la mattina ci parlavo con il brigadiere, ma va a tenere con Magnolo dopo. Vedi, volevo chiedervi un'informazione. Se un milionario va a finire in galera, no? Che trattamento gli fanno? Come che trattamento gli fanno? Rispetto a vita, alloggio, diciamo, queste cose qua. Beh, ci può pagare, si può pigliare una camera a pagamento e si può far arrivare anche il mangiare da fuori.
Aspettate un minuto. Ma io vamo a chiamare tutta la gente del palazzo, fate venire, ci dici che ci sta una piccola festa. Che festa? Pasticciotto? Senza pasticciotto. Ci fa pasticciotto. Ma che so? Volevo chiedere un'altra cosa. Quando viene a costare al mese questa camera? Certo, Don Giova, viene a costare. Vabbè, ma se uno fa un affitto per 5 anni, che ci fanno una riduzione, uno sconto. Don Giova, ma cosa state dicendo? La camera a pagamento è solo per il periodo istruttoriale. Eh sì, perché quando c'è la condanna bisogna passare nella cella comune. Ma tutto è gratuito, ci pensa il governo. Certo, è un bel risparmio, Giova, scusate, ma perché mi state facendo tutte queste domande? Voi lo sapete, per uno che commette un falso in atto pubblico, l'arresto è immediato? Se il reo è confesso sì, altrimenti ci vuole la denuncia. No, il reo è confesso. Aspettate che adesso lo sapete. Notaio, Cristina! Venite. Notaio, Notaio, scusate, volevo chiedervi un'informazione, insomma. Se un tale si denuncia per aver commesso un falso in atto pubblico, per essersi riconosciuto un figlio che non è suo e va a finire in galera, l'eredità poi spetta a lui. Don Giovanni, complimenti, non avevo avuto pensamento. E la capitana, papà! Il reo confesso sono io quello che ho fatto il falso. No, state tranquilli perché io vi voglio precisare le cose, perché non mi piace di andarmene così. Io sono una persona onesta, voi mi conoscete da tanti anni, siamo gente povera, povera ma onesta. Io 2 giorni fa, per guadagnare qualche cosa di soldo, perché voi lo sapete in che condizioni noi viviamo, no? Mi sono andato a riconoscere un figlio che non è mio. E proprio 2 giorni fa i casi della vita hanno voluto che io ricevessi da parte di mio fratello, che stava in America, una piccola eredità. Poiché però sulla clausola di questo testamento c'è scritto che se caso mai avesse avuto un figlio, l'eredità aspettava a lui. E sta carogna presente il notaio, ce l'ha il marito di non accampare i diritti, sai no, poiché la legge dice che io sono un figlio e aspetta a me l'eredità, la voglio. E allora io che cosa sto facendo in questo momento? Mi sto denunciando di aver commesso questo falso in atto pubblico, quindi il riconoscimento viene annullato, issa rimane senza sorte e senza pata, e io vado in galera, però quando esco da milionario? Quando eredità? Mi è messo una rillaccani, 8 collane, 8 bicchieri, e poi ci stanno i soldi legittimi. Bravo, perché è la vita. Dunque, brigadiere, cacciate in manetta, l'autore del falso in atto pubblico sono. Brigadiere, che l'arrestato. Certo che l'arresti, che ci fai? Signor notaio, volevo chiedervi una cosa, adesso mi dovete fare un piacere. Durante questo periodo istruttoriale, come dice un brigadiere, no? Potreste anticipare voi un po' di soldi perché la famiglia è a disposizione. Poi quando appurerete l'eredità di quant'è, la vendita, vi pigliate voi 3.000 lire. 5.000 lire ne date a mia moglie e poi vi dovete fare un piacere importante, dovete spendere qualunque cifra. Se senti a papà potete i soldi, perché voi fate studiare questo ragazzo, perché quando esce voglio trovare che sa leggere e scrivere, mi raccomando. Ma papà, ci sta, non è dittammo, sì. Sai, tu quando io esco a galera faccio sapere che hai studiato, devi studiare perché è importante. Il lasto pure, camera a pagamento, c'è un baciato, poi ci stanno gli amici. Papà, ma si mangi pure? Ecco via. Ma che poi credete che c'è un grande hotel? Ma chi è cazzo? E non è carcere visto, guardate qua, guardate, sti pareti che chiodo d'acqua da tutte parti, sti cancellate vicini il muro che trasano verde che non se resiste, letto tosto e umido, in mano in te capilla per baragnare la lì, sto guaglione che sta sempre, fai i soldi, il maricino, o carcere vero, è la miseria, e io sto carcerato a cassonare, andiamo giù. Ma papà, non è come dire. No, tu devi stare qua, tu devi stare qua, devi guardare la tua madre perché poi tu si ingomma a casa. Io? A lei, mi raccomando, devi stare sempre vicino. Capito? Allora c'è salutate i miei amici, devo dire che ci vedo
Oggi quando facciamo mancanire. Non avvicini di una preghiera per me. Donna salutatemi a Don Vincenzo. E non lo facendo piglia colore, quello vi vuole bene, Don Vincenzo. Andiamo, andiamo. Qualche secondo. Intanto volevo ringraziarvi per essere intervenuti con questo calore e poi volevo ricordarvi che il 12 e il 13 di giugno ci sono i referendum sulla privatizzazione dell'acqua, sul nucleare, sul legittimo impedimento. Comunque io volevo invitarvi di andare a votare, poi ognuno in coscienza dà il voto che preferisce, però andiamo a votare. Decidiamo noi sul futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché io tengo i nipotini e quindi voglio dare il mio contributo a loro, perché sicuramente a me si fanno un nucleare, a me non è che mi tocca, insomma, quando è fatta, insomma.